to America. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat, and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May your thought that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, Life should be stereo. each day. And the best we answer the box, smelling some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot that I'm feeling petrified when they leave the law. If you can't wake up in the morning, 'cause your bed lies vacant at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you fall that love ever leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful from your way. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time you love petrified when they live the love. If you can't Wake up in the morning, 'cause your 'cause your bed last week and the night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May you find a love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful along your way. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful along your way. Vai timer, sbagliati di 4 secondi, va bene, va bene, va bene. Allora, eccoci qua, eccoci qua. Allora, un attimo solo che setto tutto perché ho fatto la riavviata, ma siamo qui nella Batcaverna e c'è un pochino di buio, luce e luce fu, persona e persona fu. Dio disse Kung e Kung Fu.
ti attivo perché se no loro non lo vedono e quindi giustamente c'è un problema. Ora c'è Ok, adesso c'è più persona per tutti, ragazzi. più persone. Allora, vuoi connetterti alla gilda dei ladri? Ah, faccelo, cazzo. Dai. Allora, aspetta, ci abbasso solo un po' quando il volume, altrimenti le orecchie le perdiamo. Ciao Joker. Gioca. Studio, cosa state facendo? Dite qualcosa. Col piede pensavo di aver colpito il router e che si era staccato tutto. Mi sono cagato sotto. Perché non ti stai fermo? I piedi di merda. Carattere. Cazzi tua. Ma sì, che bello, spacchiamo tutto, già ma... rompiamo tutto. Visto che è tutto una cacca dove ti giri, ti giri. Sì, tipo il mio PC, sì. Posso cominciare? No, finisce la live così, non mi sembra il caso. E lei balla. Lei balla. No, lei balla. Lei balla. Questa mi sa... Non è l'ho già vista. Noi abbiamo visto qualcosa. Ci siamo incontrati in metro. E aspetta. Stava parlando con i professori. Vabbè. Approfondiremo. Bravo. Yeah. Oh. Qua stava prendendo il treno per Smash. Sì, sì. A posto. Allora. Ringraziamo sempre Mamma Atrus per i giochi che ci dà così. Allora. Carica partita. Dove abbiamo lasciato? Al 4:22. Abbiamo lasciato un pezzo di merda che deve prendere le botte. Eravamo comunque da poco entrati e abbiamo fatto una bella boss fight prima di sbloccare il continuo. Io direi che ci conviene è andare avanti. Siamo belli full. Di persona siamo messi bene, comunque abbiamo uno slot. Noi dovevamo trovare il modo di sbloccare... fermare le lame. Dovevamo fermare le lame sopra, quindi volevo un attimino prima esaminare qua, anche se noi dovremmo trovare un nemico con la chiave. Sì. Quindi mo esploriamo un po' e vediamo un attimo se c'è qualcuno con una chiave. Allora, intanto... che comunque ci serve farmare. Quindi soprattutto all'inizio dovremmo fare quanti più fight è possibile. Voglio provare a fare una cosa, aspetta. Non si può più provare, va bene, non si può provare. Vabbè. Ti ha poldato. Sì, sì, mi ha poldato leggermente. Ah, cazzo, è vero, tu sei resistente al fuoco. Allora, se da andare giù. Allora, una botta. No, 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 no. Dai, non facciamo che già al primo fight ci eliminate così, dai, dai. Dai, facciamo subito queste brutte figure. Buonasera Gabri. Ciao, buonasera. bello. Gabri, questo assalto è tutto per te. Le botte. Ecco, noi ad un ragazzo della sua età insegniamo le botte. Vabbè. Siamo dei pessimi esempi. Vabbè. Allora, abbiamo preso già un paio di botte anche noi, quindi è meglio che ci curiamo. Dobbiamo trovare il signor Giovanni con la chiave. Ora, il signor Giovanni, dove sangue dei suoi defunti possa mai essere? Io intanto ciuccio un po' di esperienze e di soldi che non fanno male. Allora, voi siete deboli ai colpi d'arma da fuoco, quindi facciamo un po' così. Signorine. Sì, però dopo il game over le avevamo riprese. Aspetta, vediamo se si avvicina. No.
No, credo di sì, comunque che c'aveva il nome. Sì, poi abbiamo rifatto e si è riavvicinata pure la volta successiva. No, ma no. No, noi stiamo picchiando demoni. Noi stiamo picchiando demoni. Ho capito, è un demone. Ho capito, ma è un demone. Mostro. Io, se io cammino così, sono tranquillo di farlo. Quindi io non attacco loro. Però loro appena mi vedono mi menano. Io devo difendermi. Ho capito, e se mi attacca ed è un demone che ha le sembianze di una donna, mica è colpa mia, scusatemi. Non è che qua facciamo i favoritismi. Le botte in generale preferisco proprio nella vita come concetto chiave non prenderle. Poi Darle magari, che non è manco bello. no, ma assolutamente. Allora noi possiamo andare anche di qua sul tetto e c'era comunque la zona in alto che potevamo esaminare. Allora vediamo se da qua riusciamo a... Da qua. Poi era di qua. Non di qua, ma da qui. Ok, quindi se noi vediamo di qua, a parte che di qua non siamo andati proprio prima. Ok. E di qua c'è qualcos'altro. Sì, qua c'è proprio qualcos'altro qua. Allora, un piccolo shortino. Io su Xbox ho un Persona ma non il 5, non mi ricordo quale. Tramite il Game Pass comunque per un periodo ci sono stati tutti Persona ed è stato un momento bellissimo. Io non sapevo mai dove giocarli, sti cazzo di Persona. All'improvviso trovarmeli tutti lì. Ah, che bello. Che gioia. Ma per quello che costano conviene tenerli comunque nella libreria se vi piace il genere e a parte vederlo da noi e divertirvi mentre ci ammazzano profondamente. Sono giochi che consiglio comunque a tutti di giocare e di vivere direttamente. Soprattutto se ci sono i pezzi di merda così. Ah, ma adesso che c'è uno sul cavallo che ci mena nessuno lo dice. No, ecco, vedi? Bisogna essere equi. Lui è l'uomo col cavallo. Va condannata la violenza in generale. Poi ne usiamo un po' di ghiaccio perché... Allora, noi qua prima comunque la zona non l'abbiamo esplorata perché ce ne siamo andati tramite il tetto. Suka. Morgana deve sbloccare solo una mossa, deve sbloccare. Ieri mi sono divertito per fare fantasy con tuo fratello. Ah, che bello. A quale Final Fantasy avete giocato? Allora, io a questo punto la botta te la do. Facciamo con l'assalto. E tu là. Non mi ricordo, mi sembra Shadow e qualcosa. Final Fantasy con Shadow. Che cosa? Già, ma Shadow non c'è nel titolo, penso di nessun Final Fantasy. Sto cercando di capire, ma non so. Gli attuatori, sto parlando con Gabri, ma un po' di educazione. Non ho capito. Aglia. Cioè, hai detto Aglia. Ok, quello pure molto A bene. noi piace. Tanti problemi, tanti casini, tante cose. Allora, tu vai giù. Bello assaltino. E ci togliamo loro due da mezzo. Ok, resti solo tu. Lavoro di squadra esemplare. Abbiamo sbloccato 35 monete, non sappiamo di cosa. Minchia, è Persona 5X proprio fatto e finito. Stessa icona proprio. Vabbè. A me fa piacere, per amore di Dio. Però avendo giocato più a Persona 5X e tenendo solo memoria di alcune cose, rivederle qua, minchia, è proprio identico. Non ci manca niente. Persona 5 tattica 60, no, un po' troppo. No, quello poi è più un gioco tattico, non è un RPG, quindi se non ti piacciono i giochi tattici... Noi l'avevamo pure iniziato in live, però poi mi sono detto, visto che poi erano successe altre cose, che volendo comunque portare qualcos'altro di Persona 5 prima che uscirà il 6, prima o poi, spera.
ormai non so più. Perché Fantazio è uscito, Fantazio c'è, qualcuno già è diventato Fantazio, qualcuno presto sta trovando in tutti i modi il modo di tornare e cercare di esserlo. Altri titoli sono usciti. E quindi Atlus, il panettone, il prossimo Natale, te lo vuoi mangiare o no? Che giustamente devi vendere, fai uscire Persona 6. Persona 5 Royale sconto 23,99. Ed è ottimo come No, prezzo. però secondo me puoi scendere anche a di più, mo Gabri. Passate 20 anni quando esce questo gioco, a poco lo trovi anche a meno. Allora, aspetta. Già comunque è buono. Giovanni, vieni più qua per piacere. Bravissimo. Ok, così ci puliamo l'aria e vediamo al meglio la situazione. Allora. Dai. Allora, noi adesso la cosa importante che dobbiamo riuscire a fare in questa visita al palazzo, dobbiamo arrivare almeno a consegnare la lettera. Poi dopo capirete di cosa stiamo parlando. Se no perdiamo troppi giorni. Oh, Regen, buonasera. Poi Ray, bonsoir. No, Gabri ci sta dicendo tutto il catalogo. Quel 4 golden 12 euro. E vabbè. Quello è oro, quello è oro. Persona Golden. 4 golden a 12 euro è ottimo. Mamma mia, è golden di nome e di fatto. Quello è bello. Però per quello aspetterei una possibile remaster da questo punto, che potrebbe essere nell'aria. Potrebbe essere. Ma guarda, vedi, il discorso è proprio questo con Atlus. Cioè a questo punto o mi annunci Persona 6, o mi annunci il remake del quarto, o il remake dei primi due, o qualche altra cosa. Dacci altri giochi di Persona, per piacere. Secondo me un reload dei primi due è lunghetto da fa. Devi cambiare proprio la base del gioco praticamente. Sì. Però nulla ti vieta che ci stiano. Niente già vieta facendo, che abbiano perché- fatto il remake del 3 come base per un motore grafico e tutto, e testarlo con quello per poi comunque contemporaneamente continuarne la programmazione e limare il resto delle cose. Allora, Persona 3 Portable 20 euro. Gabri, una curiosità, ma perché ci stai dicendo tutti i lascia fare, allora fa... Non sto capendo. Mi credi? La cosa bella, sai qual è? Io, quando avevo l'età di Gabri, per avere qualcuno che mi dicesse guarda, ci sono i giochi di Persona qui e li trovi a questo prezzo, ma io sarei stato il bambino più felice del mondo. Io sarei proprio felice, sarei stato felicissimo, guarda. Adesso mi chiamo catalogo Xbox. Allora, vabbè, ci sta bene. Gabri, tu cambi troppo spesso nomi, però poi uno, ne capi, fa difficoltà a seguirti. Un personaggio unico. Anche perché poi appare all'improvviso con nomi diversi, noi salutiamo il nuovo utente, sono Gabri, cioè Gabri, Gabri, Scherzoni. Gabri. Regen, tu come Momento. stai? Come va? Che si dice? Allora, io devo tornare Belluno. indietro. Ah, belluno, Se ci pensi, sì. un bel nome poi. Belluno. Allora, ci conviene andare da qui e di qua. E poi si grotola là. Allora, per fare l'altro lato della torre, aspetta, allora, non era di qua. Una chiavica moderata. Perché una chiavica moderata? Che è successo? C'era il modo di salire sopra ed era dall'altro lato. Aspetta, aspetta. Allora, vediamo prima se era di qua per caso. Attenzione, attenzione. Una chiavica Ora, moderata fosse una mezza botte. in gergo tecnico sì. Ah, un po' di stanchezza. ma Comprensibile. ci sta, Regen, ci sta. Comprensibile. Comprensibile. La settimana come si preannuncia la settimana? Si preannuncia Golbat oppure Grondel, che sono comunque due unità di misura differenti. Oh no. O no o sì. Dipende se non c'è Momento per nessuno andare. dietro. Da notare che Persona 3 Road è l'unico che ho gratis. Se sono andato al mondo vicino, ho avuto. No, non ma mangiato. sono finito un po' da una che stava una vera. Stavi leggendo qualcosa mentre eri in macchina? No, ma mi è piaciuto L'accostamento a Persona al... Sì. Vabbè, che Persona è un viaggio, quindi lui comunque stava viaggiando. Persona ha un aneddoto di vita, cioè Gabri è una specie di poeta, se ci pensi. Sì,
Ah, quasi Quasi, Crobat, ok. ok. L'importante è non esserlo del tutto. Quindi Crobat comunque Quindi è un quasi livello, ci può stare. Ok, abbiamo preso il semiverde della lussuria. Ok. Un po' di SCP che male non fanno. Mai. Allora, io mo però stavo pensando ad una cosa. Noi dobbiamo comunque cercare di prendere l'altro pezzo prima che comunque facciamo quella cosa lì, perché poi si attiva la sequenza finale. Dobbiamo esplorare oggi. Quindi dobbiamo... No, c'è quello sotto che dobbiamo sconfiggere assolutamente. Allora, di qua c'era solo questo, quindi mo dobbiamo vedere chi ha la chiave. O è nell'altra stanza? No, Regan. No. Proprio di lui stiamo parlando. Infatti. Perché di base, arrivati ad un certo punto della storia, noi non potremmo più esplorare tutto questo. Quindi tutto quello che c'è da fare ci conviene farlo prima di un momento specifico. No, è che c'è il navigatore con lo schermo sotto il parabrezza. E se guardo la strada, vedo anche il navigatore e mi viene la nausea. Cioè, devi stare con gli occhi chiusi praticamente, capo. La base sì. Alle scale piace Fate cambiare. tante di quelle vomitate in macchina da piccolo, Non me lo Madonna. dico. Che io ho una nomea. Aspetta che forse ce l'ha lui la chiave. Aspetta, lui è dorato. Lui non dovrebbe stare qua. Sì. Aspetta un attimino. Sto con gli occhi chiusi, viene sempre la nausea. Gabri, mettiti sul tettuccio. Allora, tu sei debole al tuono e noi non abbiamo tuono. Ok. Tu ce l'hai. Sentito. Ok. Non abbiamo un ciufolo di niente. Guardate che abbiamo anche la guardia. Che culo. Che culo. Tecnico tattico. A terra. Oh, basta. Ok, però a loro arriva giusto qualcosina, non arriva tutto. Si stanno sparando fuochi d'artificio proprio qua sotto. Abbiamo preso una chiave. Ok, raga, aumenta la difesa. Ottimo, ottimo così. Anche colpa delle curve per la nostra minchia, fai una curva lì, sembra che fai una curva sui San Pietrini. Allora, Che ci metti? Allora, a questo punto noi abbiamo preso la chiave, quindi direi, volendo fare un esperimento un po'... Che sta succedendo? Ok. Quindi la zona si è ripopolata. Allora, la prossima mossa di Joker è la seguente. Va nella safe e salva. Va nella safe e salva. E il primo passaggio è stato fatto. Poi lui esce fuori e cerca di andare. Ci ho provato proprio come un dannato e sono stato avido da morire. Me ne rendo conto da solo. Suka. Va bene. Non è che abbiano fatto il migliore degli assalti, Passare più Persona 3 Reload senza Game Pass che Persona 5 Royale. Buonasera, Smolder. No, Smolder. È normale, Gabri, perché Persona 3 Reload è uscito mo'. È recente, è uscito l'anno scorso. La remastered del gioco vecchio. Persona 5 Royale era nuovo, ma era nuovo 10 anni fa. Passato un po'. La Persona 3 è proprio un remake, proprio... È proprio un reload. Hanno pigliato il gioco, hanno... ricaricato. Qui stanno ancora sparando fuochi d'artificio, quindi potreste sentire qualcosina durante il discorso. No, pensavo avessero finito. Vabbè. Idratati, penso che Gabri abbia riscattato un vero. Sì, sono arrivato all'ultima battaglia in Metafor e ho iniziato Rebirth su PC. Qui stanno festeggiando per te.
Bravo Smolder. Io spero di tornarci. L'ho detto poco fa, voglio tornare col Fantazio. Devo finire, devo fare l'ultimo pezzo. Tempo che tu sia dannato per essere sempre così breve e non averne abbastanza. Mi rendi sempre molto fiero di te, Smolder. Bravo. Almeno tu mi rendi fiero. Allora, riproviamo a fare lo scapocchiato, che era debole al fuoco. Non mi ricordo mai. Allora, signor scapocchiato. Da scapocchiato si andava di qua. Almeno capire a che cosa è debole. Ma il 6 di persona quando dovrebbe uscire? Reggae, lo dovremmo sapere anche noi. Non si sa. C'è, ma non c'è. Mi piace come cambia argomento ogni 2 secondi da persona a dove vado e dove vado a persona. Infatti, Gabri, è il momento di andare a dormire. No, dai, lascialo stare. Una sera che riesce a stare un Ma pochino è così, lascialo impazzito, stare. ormai è incontrollabile. Diciamo che vista tutta una serie di cose, lei da un giorno all'altro Atlus potrebbe dire ragazzi vi dobbiamo dire qualcosa. Quindi si aspetta, si spera, succederà? A succedere succede di sicuro. Il problema è il quando. Persona Re Gold 5. Sempre 5, non sarà il 6. Re come il Re Fantazio, Gold come Persona 4 Golden. È un piccolo mashup. Cazzotto in testa gli arriva. Allora. Penso che da Summer Gameplay non ti sei speriamo, Smolder. Speriamo. Sta guardando anche. Ma guarda, noi non siamo persone che un attimino pretendono cose o quant'altro. Noi siamo personcine umili e oneste, nate tra il bue e l'asinello, umili e tranquille. Non siamo noi, però. Ah, non siamo... Non siamo noi. Noi non è che diciamo, ok, facci vedere, dacci la data, dacci tutto un gameplay di 30 minuti con 50.000 cose. No, no. Pure... 15 secondi, P6, anno di uscita. A posto, fatto. Andiamo avanti. Se poi vogliono farmi un remake Basta di quello. Persona 2, io sono qui ad aspettare a braccia aperte come il 4. Esatto, Smolder. Ma l'intenzione è proprio quella, quindi visto che hanno un bel po' da sguazzare e di cose da fare tra novità e ripescare anche i primi titoli che sono poco conosciuti. Atlus, Fantazio è uscito, ha preso i premi, è andato tutto a posto. Adesso? Che vogliamo fare? Tu però stai rompendo un po' i coglioni. Allora. Ci ha penato. Allora dobbiamo vedere chi punta allo zio e ci dobbiamo mettere in guardia con quello. Ok. Perché abbatterlo si può fare, ma ci dobbiamo calcolare. Allora, siamo Joker in guardia. Morgana, vediamo un po' con gli oggetti. Questo però non lo posso usare che l'abbiamo avuto dal DLC. Allora chiedo alla chat per giocare con la coscienza pulita. Noi gli oggetti ottenuti dalla versione Royale, tutti persona, tutte le cose eccetera eccetera, non li stiamo utilizzando. Ci concedete di utilizzare uno di questi che ci è stato dato dal gioco? Ma... mi avete fatto incuriosire, mi comporrei il Fantazio. Immediatamente, Ray, subito. Vai, Ray, guarda, non c'è neanche bisogno che te lo compri, fermati, aspetta. Noi diamo consigli intelligenti e a costo zero. Rubalo. No, Ah, aspetta, no, rubalo, no. Scippalo da una vecchia al massimo, trovi una vecchietta, te lo prendi e via. Vai sullo store, sia su console che su PC, c'è la demo. Nella demo c'è il prologo ed è una bella sezione di gioco. Tu te lo prendi, inizi a provarlo, ti fai tutta la prima parte, vedi se ti piace e poi te lo compri, così ti trasferisci anche il salvataggio al gioco completo. Per tutto il resto c'è Mastercard. Già. Se inizi a giocare gratis, No, se io ti è cos'altro piaciuto, bravo, vai, ma Regen, tu mi fai godere ogni giorno di più. Una cosa incredibile questo ragazzo. No, no. Sai qual è il problema, vero?
quando inizieremo a trovare quegli oggetti, come faremo a ricordarci quale ci ha dato il DLC e quale abbiamo trovato noi? Usiamo la stessa procedura che abbiamo usato negli altri con gli oggetti aggiuntivi. Quando ne troviamo uno e sappiamo come farli, noi comunque adesso sappiamo che di quelli ce ne abbiamo 5. Però ce l'abbiamo reclutato tutto Sì, quanto. sì, vabbè, ma facilmente ce lo ricordiamo perché sono gli oggetti più forti comunque. Ok. Allora, devo vedere un po' così se... Qualcuno che critta, Ma tu sei una capoccia però, scusami. No, Scusami. Perdonami. No, ho sbagliato a caricare. Joker. Ma questo cosa è bello? Alle capocce, non... Oh... Quelli là che non c'ha... Allora... Che cosa è rimasto? Serve il Darkness, servirebbe forse. Forse potrebbe essere Darkness. Che la grande... Quella capoccia di tua mamma, ecco, sarebbe il termine più corretto in questo momento. Il problema Sì. è che si sta pure curando lo stronzo. Sì, infatti pure Regan Allora. ha detto, sì vabbè, si cura pure, sì, Regan. E questo è l'inizio del gioco. Ed è una battaglia facile questa, ragazzi. Siamo noi che siamo delle grosse È pippe. una battaglia facile, però è difficile. Quindi non è Allora, una aspetta. battaglia facile. Momento. Io ho già fatto un paio di ottimizzazioni, quindi inizio già a farti del male. Quindi Joker, con quei pochi punti che ti restano, tu cerca di restare in vita, tu. Grazie che mi ascolti, Joker. Fagli qualcosa di potente, la cosa più forte che c'hai. Aspetta, un attacco fisico a fondo. Beh, sì, vabbè. Cavallo, aspetta, vediamo. Fendente livello 10. Vai. Prego, a te l'onore. Vai. Ah, giusto? Sì. Persona! Suka è morto. Ok. Madonna mia. Vedete, basta un attimo applicarsi sui fight e si riescono a vincere. Anche con una discreta botta di culo, più che altro. Allora. Ottimo. Figurati. No, aspetta, mo lo facciamo subito. Che cosa è quella? Perché sono peschi? Ah no, ok, il seme. Quello è il seme, No, è il seme. No. Scapocchiamo tutti insieme. Va bene, Regan. E lo scapocchiato ce lo siamo tolti da mezzo. L'abbiamo scapocchiato. Quindi prendiamo il seme, prendiamo un po' di punti SP che ci servono, perché non abbiamo un cazzo. Oh, li abbiamo tutti e tre adesso. La trinità dei semoidi. Vai, modello palle e pesce. No, modello teschio trifasico. Può ricordare un palle e pesce. Cristallo della lussuria. No. Non lo sa neanche Morgana, giustamente, quindi... Però vediamo adesso questo pezzo di equipaggiamento cosa fa. Che visto che ci è costato un bel po' di casini, penso che ci dia qualcosa di bello pieno. Allora. Ricordiamoci che con una mini side quest ci ha fatto comporre un equipaggiamento. E quindi già questa cosa a me piace. Remunerativo, Quindi se noi andiamo a vedere negli accessori, diarama. Da diarama i nostri problemi sono in parte finiti. Diarama è l'evoluzione della cura e questa cura un bel po'. Quindi Morgana, che c'ha il marsupio, si becca diarama. A lei poi? E se muore? Al momento Morgana. Poi vediamo un attimo come sistemarci. Che al momento per il party Liler e Morgana. Morgana allora. Dipende. Morgana. Dipende sempre. Allora, noi a questo punto dobbiamo tornare. Dove? Di qua. Aspetta. Sì, a fare Boldor. Dobbiamo tornare su per le scale adesso. Si va. Allora, andiamo veloce così evitiamo qualche caricamento. Quindi ce ne andiamo di qua. Ascensore, si sale su.
Allora, a questo punto, visto che ho sbloccato un checkpoint lì e uno shortino, noi facciamo così con un'abile manovra, evitiamo tutti. Si va di qua. Sì. Boldor, arrivederci Boldor. Ciao Boldor. Boldor ci saluta. Qua c'è qualcuno di piccolino e quindi ci conviene comunque farlo. Di qua il passaggio è chiuso, quindi dobbiamo andare per forza di qua. Più di questo Joker non si muove. Ok, almeno ci prendiamo qualcosina. Salve. Sono delle vigliacche. Salve. Questa è nuova. No. Meretrice del crepuscolo, non c'è il nome. Ah no, stavo pensando un attimo all'abilità che mi suggeriva di fare. Che Joker mi serve con... Dobbiamo catturarle quelle là, prima. Allora. No, sto fight è un pochettino rischioso. Ci conviene per il momento sì prendere almeno quante più cose possibili. Ok. Inticante. Questo è simpatico. Tua madre. Suka. Tua madre. Tua No, ci ha fatto. madre. Ci ha fatto. Che zucchi. Si è sucato. Ci ha sucato. Allora. Facciamo fare a te uno. Zorro. Poi facciamo una bella combo di botta di affondo a lui. Loro a terra e gli diamo un'altra botta. A posto. E voilà. È tutto, vedi che fila perfettamente. Non ci hanno manco tolto tante energie e non abbiamo consumato tanti SP. Allora. Fregato. Oh no. Oh, però se... Lei è debole ai colpi d'arma da fuoco. Allora, aspetta, guarda come facciamo. Aspetta. No, vabbè, Sì. Però glieli faccio dare a lui col danno potenziato. Sì, si beccano un bel po' qua. Però lui è un po' figlio di buona madre. Puttanaccia. Livello 14 tra l'altro, oggi quello è forte. Allora, uno sta a terra. Vai Joker. Anche che ci danno 51 HP, A chi tocca dopo? Ok, ma aspetta, ce la possiamo fare. Joker, sei un grande. Mamma mia. È entrato il critico nel momento migliore. GG. Suka. Ah, penso che l'avete capito sia io e gioco con Gianmarco perché mi fa un po' da grillo parlante e mi dà un attimo delle calmate in alcuni momenti, ma io sono avido in alcuni momenti di gioco come la merda, ma penso si sia notato, quindi fino all'ultimo io tendo a rischiare. E poi a busca. Non sempre come in questi casi, al momento sta andando bene, al momento sta andando bene. No. Allora, tu sei debole al fuoco. Posso passare salvataggio anche se compro la Steam Key su altri siti? Non lo so, questo io. Allora, tu la demo da dove la fai? Da Steam? La chiave dopo è valida e quindi il gioco te lo riconosce come originale, lo scarica. A me mi hanno regalato una chiave, quindi e avevo giocato la demo. Il salvataggio poi è andato correttamente, quindi non penso che ci siano problemi. Anche perché è la stessa cosa che ho fatto io, quindi penso puoi andare tranquillo proprio. Allora, tu sei sempre debole al fuoco. Ok. Botta di qua. Ecco, questa è stata di classe. Facciamo anche una botta un pochettino più forte. A posto. Ti devi curare, così. Sì, ma facciamo una cura rapida. Capi, tu ti scarichi la demo, te la provi per bene, vedi un pochettino il mood. Se poi ti piace il salvataggio, come avvii la versione completa, ti riconosce il salvataggio e te lo trasferisce al gioco completo. Persona esce per la via. Allora,
noi adesso saliamo qui. Di qua non possiamo andare perché si alzano i cazzi, però possiamo mettere... No, quindi noi abbiamo preso solo la chiave. Aspetta, aspetta. Abbiamo preso l'occhio destro. Ah, l'altra chiave ce l'ha quell'altro giù, l'altro capitano. Fa niente. Torniamo indietro. Vabbè. Vabbè. Alla via così. Allora. Il problema è il capitano, ce la facciamo? Penso di sì. Lo scopriremo solo vivendolo. Allora, facciamo la stessa cosa di prima. Ammorbidiamo qua. Ammorbidiamo qua. Cazzi tuoi. E voilà, a posto. Ottimo. Tutto buono. Tutto buono. Tutto buono. Ottimo così. Allora. Siamo belli fullati. Via. Corri, corri. Non lo pensa... No, mi ha trovato. Ah. Ragazzi, ragazzi. Dateci un po' di tempo, dai. Non mi è mai scattato l'allarme quando ho giocato la prima run, quindi vorrei cercare di tenere almeno con me stesso certi standard. La panterona fortissima. Sì. La cava. Allora, con voi adesso devo andare un attimino. Ottimo. Togli uno. Aglia, dato botte, amnesia. Ragazzi, state un pochino esagerando, eh. Dai, sto facendo attacchi standard che non abbiamo SP e dobbiamo affrontare un capitone. Capitano. Ok. Allora. Tanto su tutte cose che ci servono. Quanti yen? 19.000 yen. Non male. Ricordo sempre che avevamo 100.000 yen una volta. Tempo di passare al negozio. 2 secondi e sono spariti. Non ci sono più. Va bene. Allora. Noi ci conviene attaccare direttamente quello reale con... concreto. Detto attacca, eccolo là, quello là sopra, il braccobaldo, quello lezzo. Antonio Frizzantino. Sì, è lui. Allora, noi per andare lì, tanto qua non ci vedono, dovremmo arrivare là. Allora, vai. Mi dispiace evitare i nemici, però ci serve il massimo delle cose. Allora, Lui? io qua sarei tentato, costretto e sedotto dal... Questo te lo sogni. Noi uno l'abbiamo trovato, però non intendo utilizzarlo adesso. No, per questo. È un peccato proprio. Da 17. Questi qua abbiamo troppati tanto. E noi che siamo un pochino multitasking e ci abbiamo un po' tutto. Allora, vieni qua tu. Vieni qui. Ok. Abbiamo preso altre 30 monete, va bene. Di persona coin. Non mi comprei. Sì. Yuji. Sì. Vabbè, abbiamo appena affrontato una capocchia, quindi... Sì. E l'abbiamo già fatto un paio di volte con Dorminia. Allora, quando esegui un attacco specifico su un nemico con un'alterazione di stato, ottieni un attacco tecnico con danno aumentato e la possibilità di atterrare il nemico. Ti crei la debolezza. Per eseguire un attacco tecnico è necessario soddisfare diverse condizioni che possono essere consultate nell'elenco delle abilità o sul tuo cursore. Tuttavia, se non si conoscono le affinità del nemico, le condizioni non vengono mostrate. Quindi più combatti, più scopri le debolezze, più male gli puoi fare.
Mm. Diciamo che in un'ipotetica linea dove questo è tutto il gioco e noi siamo qui, avrai di che Ci divertirti. vorrà un po', raga. No, no, ma avrà di che divertirsi, Avremo Grodol, sì, sì. Allora, a questo punto usiamo di nuovo Dorminia e chi si è visto si è visto. Tanto ti me... sei una merda. E io ti addormento. A posto. A questo punto... E almeno ti prendi un attimo delle botte. Faccio due cazzo. Calmo. Allora, ecco il potere di Diarama. Là. E torna come nuovo. A posto. Mettila. Hai rotto il cazzo. Allora, fermate. Tu sei debole a zio, quindi lui ci va tranquillo. Dovrebbe essere morto. Dovrebbe. A posto. Yeah. Grodol. Occhio sinistro, occhio destro. Nuova abilità. Testata. No. Danno fisico medio. Allora, gli attacchi comunque si suddividono e si riconoscono in base alla descrizione del loro danno, diciamo, da leggero a devastante, finendo per danni divini, mettiamola così. Quindi noi avevamo un attacco fisico leggero e adesso abbiamo una testata che ha anche una bella possibilità, perché è media, di dare amnesia ai nemici, quindi non fanno abilità e non cagano. Allora, a questo punto noi possiamo tornare indietro. Dobbiamo cercare solo di evitare... Perché Giovero quasi esplode. Allora, facciamo così. E questo abbiamo risolto. Io di là come tornavo? No, devo scendere di qua. Vi faccio vedere una rapida magia. Sto facendo due conti. No, solo uno no. Allora, noi dobbiamo semplicemente andare di là, senza che questi ci rompono i coglioni. E fino a qua ci siamo. Quindi noi salviamo. Abbiamo fatto tutto, qui tutto. Adesso dobbiamo andare soltanto di qua. Allora, ci sarà di nuovo questo? Sì. Ti riprendo a questo punto. Salve. No. Ok, magari riusciamo a far avvicinare lei? Recupero un pochettino di energia, un pochino di SP, quindi a noi non ci dispiace. No, non avrà niente da dirci, secondo me. No. Allora. Tanto comunque stiamo prendendo di tutto e sta cosa male non ci fa. Allora, aspetta, tolgo te da mezzo e faccio una corsa sulle scale. Voi siete deboli ai colpi d'arma da fuoco. Quindi inizia a buttare a terra, staffetta con lui. A cosa sei debole? Aspetta, non è che tu... Alle volte, Scusa, a questo punto... Yeah. Completiamo la sequenza e continuiamo a farmare cose. Dobbiamo di nuovo tornare in lavanderia. Che palle sta lavanderia.
Però da lì stanno uscendo belle cose. Allora, finalmente, signori, signorine e chiunque voi siate, abbiamo trovato le palle di Kamoshida, Sì. che non sono quelle che state pensando, ma No. sono gli occhi. Quindi noi adesso mettiamo gli occhi al suo bel faccino, gli abbassiamo il mascellone e possiamo continuare. Allora, però prima di continuare io un regalo me lo prendo dopo tutto il casino che abbiamo fatto. Anello del respiro. Fermi tutti. Bonus vitale, infonde nuova vita in ogni tuo vestito. Non ho la più pallida idea di che cosa voglio dire. Bonus vitale è un bonus all'energia. Però perché non ti specificare poi? Dettagli. Aumenta gli HP massimi. Ah. Tu vuoi sapere qualcosa? Persona te lo dice. Tu devi premere. Appunto, a quello volevo arrivare. Cioè, ma va. Quindi a chi possiamo mettere una... HP, ti fa più attacchi fisici, riucci. Io direi in fase iniziale più a noi Tu protagonista. però che c'hai? Occhiali alla moda. Ma perché c'avevi gli occhiali alla moda? E non abbiamo oggetti, questi non li possiamo usare. Con questi noi vinciamo. Sì, sono tutti extra questi. Più soldi, più Nulla sacro. Nulla del potente. tutte le statistiche più... Hai capito? No. Siamo videogiocatori seri, per la miseria. Sì, no, forse quelli un po' troppo. Noi due cose sappiamo fare nella vita: rompere i coglioni e giocare a persone. Almeno visto che siamo in live, facciamo vedere che sappiamo giocare anche pure in situazioni del genere. Facciamo vedere, sappiamo giocare, hai preso il Grodol. Aspetta, noi facciamo vedere che in ogni momento risolviamo. Vai. Se ci ammazzano in questa run, io spengo la live e Se vado a ti dormire a ammazza, questo. ma non fai ci ammazza, non esiste Fatto, il è un ci. fatto di insieme, capito? No, Di unione, di questo comunità. discorso ti faceva un'altra persona. Non penso. Accomuniamo. Che fai? Parteggi? Allora, voi due siete a terra. Quasi. Facciamo un po' di fucile 1. Un po' di sana nostalgia, Regen, bravo, molta nostalgia. Aglia, no, ragazzi, non ciucciate che dopo poi iniziamo a ciucciare noi e c'è un problema. Ciucciaiamo un po', dai. Dai. Vabbè che recupero un pochino di punti per il tuono, anche se lui più che altro è fisico. Però vabbè, gli SP da dove vengono sono buoni. Allora, zona nuova. Quindi c'è il tesoro che noi vedevamo prima. Una perlina, ottimo. Ok, mo ce ne abbiamo uno. Però quel tesoro noi in qualche modo ci dovremmo arrivare, ti pare? Ecco qua. Passaggio segreto. Passaggio di qua. Là. E opla. Lui è bello nascosto, capi? Acqua battesimale. Rimuove tutti i bonus alle statistiche di tutti i nemici. Questo è ottimo. Quando loro fanno i cattivi, noi gli prendiamo e gli togliamo tutti i bonus che proveranno a mettersi. Allora. Possiamo andare pure sopra. No, era solo... Ok, non volevo ce ne fosse un altro. Allora, a questo punto possiamo salire le scale. Di qua non c'è niente. Allora, nuova zona. Sala del trono. E sala del trono potrebbe esserci il tesoro qua dentro. No, dai, ce la faccio così. Tu qua. Là. Allora, ragazzi, se noi facciamo così, andiamo a Ryuji, tuono tutti a terra. Guarda. E voilà, fatto. Allora io direi, prima di aprire il portone dell'inferno, esaminiamo un attimo qua, vediamo se c'è qualcosa, anche perché vedo un paio di cosine. Allora, c'è un tesoro, un'altra perlina, ottimo. Sì, Di qua c'è una safe.
Ottimo. Quindi così comunque siamo arrivati ad un buon punto. Allora, a questo punto se noi andiamo di qua, possiamo salire di qua. Ecco qua, c'è un altro tesoro. Unguento fisico. Forma una barriera per un alleato che respinge una volta attacchi fisici ed arma. Quindi un attacco fisico lo rimandiamo indietro. Qua possiamo già vedere che c'è qualcosa che non quadra. Allora, di qua siamo andati, di qua non c'è niente. Di qua non possiamo fare altro, possiamo salire di qua. Anche perché non penso ci convenga entrare dal portone principale. Salve, vogliamo rubarvi qualcosa, quindi... Eccolo qua, O volava... pezzo di merda. Allora. Aspettavo nel palazzo. Sì, infatti sì. Il problema è che lui forse lo usava, diciamo, per altre cose. Ecco, mettiamola così. Ci faceva degli allenamenti. Allora, c'è qualcosa sulla mappa. C'è un bel forziere grosso. Quindi il tesoro sarà qui dentro. Ok, c'è qualcosa qua dentro. È una tesoriera. Ok, quindi il tesoro è Casper? Quella specie di nuvola? Dobbiamo farlo materializzare prima. Quindi lo dobbiamo far apparire in qualche modo. Appare Drago Sherron. Se tu fai credere alla persona nel mondo reale che qualcosa per lui importante tu glielo stai rubando, lui lo immaginerà, se ne renderà conto e l'oggetto verrà evocato. Sì. Quindi noi gli dobbiamo mandare una lettera di sfida. A Smash. Noi lo sfidiamo. Lui si cagherà in mano per paura che qualcuno dei suoi segreti uscirà fuori e inizierà ad avere paura. Quindi si materializzerà il suo vero tesoro. Ma come gliela facciamo la lettera di sfida? È una letterina in A4. Senti, scusami, Penso di noi siamo entrati nella tua psiche attraverso un portale tramite un'app che ci è uscita sul telefono. Ti dobbiamo rubare una cosa, ce la fai trovare per piacere? Non... prova. Allora, facciamolo, che tanto non abbiamo alternative. Allora, una volta mandata la lettera di sfida, non si torna più indietro. E questo è il punto in cui dobbiamo completare comunque tutto quello che c'è eventualmente da fare in un palazzo. Noi abbiamo il percorso di infiltrazione al sicuro, quindi abbiamo completato il palazzo. Dobbiamo soltanto mandare la lettera adesso. Quindi a questo punto direi, visto che tesori, tesorini e tesoretti li abbiamo presi, Sì. i 3 teschi li abbiamo presi, Sì. e a questo punto torniamocene fuori e cerchiamo di capire un attimo come muoverci per questa lettera adesso, anche perché siamo comunque senza SP, quindi ci conviene andarcene e... No, non possiamo... no, si potrebbe farmare un pochino, però a questo punto siamo abbastanza messi bene. Allora, iniziamo a tornare fuori da qui. Ok, noi abbiamo completato tutto.
E al momento la strada per il tesoro è bella sgombra. Quindi... Salve zio. Ecco qua. Allora. Faccio un cruciverba. Esplorare il metaverso ti lascerà esausto, quindi meglio non andare lontano dopo. Puoi però passare del tempo alle Blanc e nella tua stanza, perciò pianifica di conseguenza. Quindi nella routine, nelle cose che dobbiamo fare giorno dopo giorno, dobbiamo mettere in conto che se decidiamo di andare nel metaverso, quando la sera siamo tornati a casa, Macise. siamo un poco come Ray prima a inizio live e quindi ragazzi non si può andare fuori quella sera. Però noi abbiamo affittato, abbiamo noleggiato la serie, quindi... Un'altra parte. Allora. Ok. Ah, se volete che rallento, che vado più veloce con i dialoghi, le cosine queste qui un pochino più brevi. No, spicciole. Però di contorno, ditemelo e ve le faccio leggere più tranquillamente. Allora, io sono pronto. Tu sei pronto? Sì. Ok. I ragazzi sono pronti. Lo zio è pronto. Vabbè, lo zio però almeno una cosa. Cioè, vabbè. Non c'è il cruciverba soltanto. Allora, andiamo in bagno. No, vai un attimo in bagno, fermati. Fermati. Devo pensare. Andiamo un attimo in bagno a pensare. L'abbiamo sempre fatto. Giusto. Caratteristica tipica dei giochi Atlus, andare in bagno porta sempre a qualcosa di buono. Non ho idea di quanto mi manchi per migliorare la mia conoscenza. Siamo vicino per migliorare il fascino. Anche la perizia e anche il coraggio. E pure la gentilezza. Buono, però conoscenza deve salire. Sì, va bene. Organa, tu poi potevi aspettare. Vabbè, allora. Quindi stasera io direi, vediamoci l'altra puntata, così ci completiamo. E restituiamo la cassetta. E ci andiamo a prendere un'altra bella serie, vediamo pure un attimino. A fine gioco darei fuoco al bar. No, no, lascia fare, ci serve questo posto. Ci serve. Allora, seconda puntata. Assurdo. Chiaro. È la storia di un investigatore che cerca di scoprire la verità dietro ad alcuni eventi sovrannaturali. Che sta conservando, Morgana? Va bene. Ragazzi, la serie è finita. Però abbiamo preso un bel po' di coraggio. Non è che ci fa il regalo. Fai livello 2. Però sta quasi... batte forte. Siamo quasi. Ok. Allora, domani come usciamo da scuola? No, domani poi è sabato, quindi dovremmo essere liberi? No, il sabato si va a scuola, aspetta. Sì, il sabato. Sabato, sì. Sì, è vero, è quello che stavo cercando. Oh, aspetta. Aspettate, questo è importante. Ehi. Allora, piccola introduzione per farvi capire. Uno dei personaggi ricorrenti della serie Persona è una persona tanto amabile, tanto buona, tanto che ti fotte soldi come se non ci fosse un domani, ed è un personaggio che ha una compagnia dove vende oggetti, fa enormi promozioni con delle piccole televendite che tutte le domeniche mattina erano disponibili nel gioco, e stiamo parlando del presidente Tanaka. Tanto buono nel darci un certo tipo di insegnamenti, ma nello stesso tempo un pezzo di merda che derubava a tutti come se non ci fosse un domani. Quindi adesso si sta iniziando a parlare di televendite, quindi aspetta, sta tornando anche lui. Per me è lo stesso. La domenica ci sono sempre le offerte migliori, quindi domani mattina noi dobbiamo vedere in TV. Va bene. Ho capito di che programmi parli. Non ci interessano le mascherine. Vabbè, domani, ok. Tutto esaurito, Vabbè. Quindi domani mattina, quindi noi dobbiamo ricordarci tutte le domeniche mattina di andare a vedere cosa c'è in televisione. E ci servono i soldi.
Allora, si prospettano settimane di merda quando inizieranno ad aumentare i prezzi delle cose. Fermati. Fermati. Ryuji, un attimo, dobbiamo andare a riconsegnare prima il DVD. Anche perché è un'azione che non fa passare il tempo, quindi ci conviene farla adesso. Ce ne passa per... È troppo inutile. Sì, ma che ce ne frega di fare una lezione su Kamoshida? Ma sì, 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 certo, certo. Ma allora... Mishima. Ok, va bene, Nerone. Va bene. Allora, dateci una mano a ricordare le lezioni perché poi ci saranno gli esami. Sentiamo, vediamo. Vai, dici. Allora, tra musica, teatro e corse di carri, quale gara vinse Nerone durante le Olimpiadi? Io forse, se ricordo bene... Prego, date le vostre risposte. A me sembra di ricordare qualcosa con le corse dei carri. Però tutte a questo punto mi puzzerebbe un po', capi? Cioè, a questo se c'è tutte, potrebbe essere che magari ha vinto anche... Nerone era l'imperatore, l'hanno fatto vincere. Vada, imperatore, lei è buono, vinca. Però le Olimpiadi... Vinca, vadi, vadi. Le Olimpiadi, capi? Musica e teatro. Rei pure dice carri. Tu che pensi, Ozzy? No, mi ricordo pure io qualcosa di carri. Non so perché, ma mi viene qualcosa con i carri pure a me, sai? Allora, Vediamo la rete? vediamo la rete che dice. Tutte. Sono tutte. Di solito la risposta della rete è quella corretta, sì. ma ci sono casi in cui ci si sbaglia. Noi ci fidiamo della rete, fidiamoci delle persone. Facciamo. Professor Suka. Grande. Suka. Professor, sganci i punti. Vinse molte medaglie. Vedi, lo stavo dicendo. Ragazzi, non avete capito i personaggi, allora. Ragazzi. Ok, e abbiamo preso... No. Della Gilda Fantasma. Ragazzi, questi diventeranno tutti 5. Ci vorrà un casino di tempo, però ce la facciamo. Devono diventare. Piano piano, piano piano. Sì. Giusto per farvi capire, finora siamo al 7% del gioco. È già la quarta live questa, ragazzi. Sì, va bene, fermi tutti. Allora, Seguiamo. andiamo a cambiare un attimo il DVD. Anche che poi dopo il ride non potremo Allora, uscire. io direi di fare DVD. Salve. Se abbiamo un pochino di soldi, pensiamo un attimo anche noi a divertirci per bene. Allora, noleggiamo un altro DVD. Allora, vai Ray, quale di queste tre adesso? Non si deve ridare indietro. Quindi. Già l'abbiamo ridato. Ah, fai una Col domanda. primo dialogo se lo riprende e poi te ne fa prendere un altro. Vai Ray, scegli tu. Bubble Hills 90210, Spettro o Guy McVear? Guy McVear comunque è incredibile, come no? Che cosa aumentano? Fammi leggere per piacere. Guy, allora, Bubble Hills fascino, gentilezza spettro e Guy McVear grande perizia nel creare strumenti dal nulla. La perizia. Vai, sì sì sì. Allora, ecco qua, io direi di passare dal nuovo bancomat, che comunque abbiamo esplorato, abbiamo fatto cose, quindi abbiamo comunque un attimo qualcosina da vendere. Salve, mister. Allora, vendi 7000, va bene. Allora, non c'hai armi, non c'hai cose nuove, non c'è niente, quindi siamo messi bene. Allora, a questo punto con l'orario ce la facciamo, quindi io direi mancano 9 giorni, si salva. Come potenziamenti noi non possiamo fare assolutamente niente in questo momento, quindi più forti di così, più di sacrificare un altro giorno per potenziarci, ci conviene fare un altro salvataggio qui. Scorta. Lanciamo la lettera di sfida
E vediamo se riusciamo a fare la boss fight già adesso. E non sto un attimino underlivellato, non lo so. Abbiamo farmato comunque poco e niente. Vabbè, ci proviamo. Ci proviamo. Anche se Spettro grande classico. Sì, anche Spettro Ah, dopo noleggiamo pure quello. Ok. La cosa importante è capire come tutto quello che c'è nel gioco, noi se ci organizziamo per bene riusciamo a fare, non dico il 100%, ma il 90-95% riusciamo a fare tutto. Allora, una volta rubato il tesoro il palazzo sparirà per sempre, non lasciate cose in sospeso. Presta attenzione ai seguenti punti quando devi inviare una lettera di sfida. Completa tutti i preparativi prima di inviare la lettera di sfida. Una volta presa questa decisione farai ritorno a casa e comincerai il giorno seguente direttamente al palazzo. Una volta inviata la lettera di sfida e ottenuto il tesoro, non potrai più tornare al relativo palazzo. Prima di farlo, quindi, assicurati di aprire tutti i forzieri. È possibile entrare nel palazzo in cerca di oggetti o persone senza inviare la lettera, tuttavia tieni d'occhio il tempo rimanente. Allora, quindi il salvataggio ce lo facciamo adesso, così non dobbiamo rifare il dialogo. Poi lanciamo la lettera di sfida e iniziamo a vedere un attimino che cosa comporta fare questo. Perdiamo una giornata adesso, ma vuol dire che dopo avremo 8 giorni interi in cui non dobbiamo concentrarci sulla trama principale o altro, ma passare i giorni nel migliore dei modi. Vai, lanciamo sta lettera di sfida. In palestra sì, converrebbe, però visto che comunque perdiamo un giorno più alcune cose di domani, tanto vale e conviene provare già adesso se riusciamo a far fuori quello che succede adesso, in modo tale che abbiamo completato l'obiettivo principale, quindi ci evitiamo il game over. Da lì poi ci possiamo muovere e fare tutto quello che vogliamo. Erano le caramelle. Sono qua. Grazie. Merci. Allora, la scrive lui, la facciamo scrivere a Ryuji. Ok. Scrivi quello che vuoi. Vai. Visto che ti ha fatto pure passare un bel po' di guai. No, già ho risposto, già ho risposto. Se ci riusciamo stesso adesso ci sblocchiamo un bel po' di giorni. Allora, si va a letto. Allora. Ha fatto anche un logo Ryuji. Ah, benissimo, va bene. Va bene. Se domani sbagliamo, siamo finiti. Conto su di voi, gentaglia. Ricordatevi, non possiamo fidarci degli adulti del cazzo. Per questo dobbiamo pensarci da soli. Comunque, facciamolo in grande stile. Se dobbiamo fare una cosa, giustamente arrivati a questo punto, visto che rischiamo pure l'espulsione. tanto vale. Ma che ce ne fotte? Allora, zio, noi possiamo uscire? No, il colpo è per domani. Morgana non ci fa muovere giustamente da qua. Ah, no, aspetta. No. No. Fermi tutti. Questo. Dobbiamo tornare indietro. Perché che penso? Perché se noi adesso andiamo a dormire e lui va domani pomeriggio nel palazzo e non possiamo fare la televendita. Dobbiamo sacrificare almeno domenica, una giornata ce la dobbiamo fare. Dai. Ecco qua. Questo vuol dire giocare un attimo a persona. Quindi adesso potremo anche pensare di andare in palestra per far passare la giornata, attenzione. Anzi, lo facciamo proprio così. Vi direi aveva predetto. Allora, andiamo a Central Street.
A sto punto ce ne andiamo in palestra. Morgana, no, perché devi pagare in palestra se puoi allenarti a casa? Perché abbiamo i soldi, Morgana. Morgana, brutta persona, ci ha fatto fa brutta figura con Remo. Io ci ho provato. Allora, che facciamo oggi? C'era qualche lavoretto, qualcosa? Al 777. Quindi dovrebbe darmi qua. Ok. E lavoriamo qui oggi, almeno iniziamo a vedere pure il lavoro com'è. Allora, lavorare nel convenience store farà passare il tempo, ma oltre a fruttarti denaro, il tuo fascino migliorerà. Allora, facciamo un po' di lavoro. No, che cazzo tu, Morgana? Però va bene, va bene. Sappiamo lì comunque che c'è la palestra, quindi... Ah, lui è il mastro. Lui è il direttore. Allora, conti su di me. Quando lavorerai sodo riceverai un bonus. Buona fortuna. Grazie. Allora. Spero non ti abbiano travolto. Oggi abbiamo un'offerta con i punti extra ogni giorno del mese con un 7. Quindi noi, se ci servono dei soldi in maniera un pochettino pesante, dobbiamo ricordarci di venire a lavorare qui in un giorno che c'è il numero 7 nel numero. Quindi aggiungiamo un'altra cosa all'elenco che dobbiamo portare. Allora, abbiamo capito tutto. Ricordati dove sono i codici a barre. Così fai prima. Ok. Allora, nel Cow's Milk, la marca di latte di 777, dove si trova il codice a barre? E non ho mai preso in mano il prodotto, no? Allora, aspetta, fammi pensare. Il codice a barre di solito si vicino al logo. Che all'interno non credo. Non è mai all'interno. Vicino alla sezione quiz è un coso di latte. Dovrebbe essere vicino al logo. Vicino al logo? Signorina. Ok, quanto ci dai? Ogni mese nei giorni che finiscono col 7 arriveranno più clienti. Gestiscili abilmente e potrai migliorare il tuo fascino e guadagnare più del solito. Quindi noi dovremo farlo per potenziarci più velocemente il fascino. Allora. Niente? Niente ancora. Ok, trovo un lavoro part-time. E abbiamo preso 3500 yen. Allora, sabato sera. Cruciverba? Ma che? In TV, edizione speciale di Alla scoperta della città. Queste trasmissioni speciali a cadenza variabile potrete acquistare articoli richiestissimi. Oggi parliamo di olio del recupero. È di gran moda tra le giovani donne ed è ora in saldo da Body Shop. Penso che ci sia un Body Shop nel centro commerciale sotterraneo di Shibuya. Va bene. Zio, tu allora, caro zietto. Allora, che cosa ci sblocchi? Principi del caffè. Puoi preparare un caffè che ripristina leggermente gli SP di un alleato. Zio, ora noi vogliamo portare almeno a rango 2 lui. Dobbiamo tenere in conto due cose. La prima, che dobbiamo presentarci all'appuntamento avendo un persona del suo arcano, in questo caso dello Ierofante, in modo tale da avere punti bonus sull'affinità. Rispondere correttamente alle domande col massimo dei punti, così da portarle avanti il più velocemente possibile. Allora, quindi noi uno Ierofante ce lo abbiamo. Sì, bene. Ok, ce lo equipaggiamo.
Allora, io prendo il telefono, datemi un attimo soltanto così mi metto subito le risposte. Allora. Eccolo qua. Dovrebbe essere questo qua. Ok. Ecco qua. Aiutalo. Con quel gioco ti avvisa con un piccolo messaggio per farti capire quando sta per scattare il livello successivo. Allora, impariamo a fare il caffè. Allora, vediamo un attimo se la pagina è questa. Un attimo che si è aperta una pubblicità davanti. Che mi si è aperta la pubblicità del bimbi? Sojiro, dove sei finito? Grazie. Allora. Allora, no, questo è fatto un pochino male. Un attimo solo. Devo riprendermi. 31. Ok, questo qua. Allora, risposta 1. 1. Come preparare il caffè? Come rimorchiare? Non penso, ma lui avrebbe qualche suggerimento buono, secondo me. E se servirai un caffè fatto male, ti caccerò su due piedi senza farmi tanti problemi. Molto gentile. Leggi come si chiama quest'app di delivery? Alfonsino. Sì. Ma perché? Sembra che l'hai fatta tu, lo zio. Alfonsino. Ok. Bisogna capire che tipologia di cliente abbiamo dall'altro lato. Benvenuto. Ah, brutto ceffo. C'è proprio la faccia da brutto ceffo tu. Ehi, Lei. Da quanto tempo non ci vediamo, Sakura-san? No. Immagino non abbia ancora dimenticato quella donna. Chi è mo questo? rompicoglioni. Sì. Allora, la risposta corretta qui è... Sembrava una persona sospetta, quindi avevo un'aria sospetta. Quindi lui comunque ha qualche segreto, qualcosa che non va. Voglio piacere alle donne. E questo ci dà altri 2 punti. Ok, abbiamo portato il social link al rango 2. Quindi adesso noi comunque possiamo fare il caffè. Puoi preparare il caffè al bancone del LeBlanc. Non potrai preparare il caffè di giorno o dopo scuola quando la caffetteria è aperta. Preparalo di notte quando la macchina del caffè è libera. Ok. Abbiamo preso un pochino di gentilezza. E non... niente. Va bene. Giustamente sta iniziando a fidarsi un pochino di noi, quindi vabbè, la sera chiudiamo noi. Tanto qua dobbiamo venire, quindi... Allora, a questo punto va a dormire in automatico. Domenica mattina, Gianmarco.
Domenica mattina, giorno di festa, si parla bene di quella televendita domenicale. Eccola. Ora, il presidente Tanaka aveva una sua canzoncina Sì. che si porta dietro in tutti i giochi in cui appare. Quindi, allora, donzella, un attimo che noi dobbiamo vedere un attimo una cosa, perché allora, non sembra lui, troppo giovane. Allora, gli oggetti acquistati tramite le televendite verranno consegnati alla tua porta dopo qualche giorno. È quello che faceva lui. Perché lui non c'è? Programma va in onda la domenica, esistono degli oggetti che possono essere ottenuti esclusivamente tramite le televendite. Perciò sintonizzati spesso. Ma questo lo faceva lui. Perché non c'è lui? Forse... No, Gianmarco, no. Forse starà facendo altro. No, Gianmarco, non va bene. Set sveglia primaverile. Va preso per poco. 10 cose. Il 7 l'effetto di è bello. 5 sakura. Aspetta, questo è meglio. Questo è meglio. C'ha più oggetti curativi. Quale scegliere? Allora, quanto costa il tutto? Ho capito. Fammi comprare. Allora, Sì, io compro questo qua. Ottimo per salute ed energia. A posto. Però non c'è lui, Gianmarco. Però c'era un qui. No, meglio questo qua per gli SP. No, meglio questo qua per gli SP allo stato in cui siamo adesso. Dov'è? Il presidente, forse dobbiamo cercare un po' in giro. Niente, non c'è stato neanche un riferimento, qualcosa. È anche vero che col presidente ci siamo lasciati in una maniera particolare le ultime volte. A parte che aveva la finanza che gli stava alle calcagna, quindi il presidente forse mo sta facendo altro. Chi lo sa? potrebbe. Possiamo fare un po' di caffè? Devi aspettare. Ah no, aspetta, è che mo' è giorno. Allora, dobbiamo far passare la giornata. Però aspetta, la lettera mi pare te la faceva mandare, aveva detto. Possiamo farla pure oggi? Ah sì, è vero, sì, che noi comunque possiamo venire qua. Aspetta. Modello tronco. Ok. Questi sono gli stessi dialoghi di prima, quindi skippiamo tutto. Ok, vabbè, il nostro paese sta andando a rotoli, ci sono politici onesti. Vediamo un attimo. Allora. Quindi proprio a inizio settimana facciamo iniziare il tutto, va bene. Qua ha fatto il logo. E a questo punto... Tanto comunque dobbiamo andare a dormire. Allora, prepara il caffè per far passare del tempo e recupereremo un po' di SP quando ci servirà. Quindi ci conviene iniziare a farne un bel po'. Va bene. Ecco qua. Bel caffettino. Caffè Leblanc per 2. Vediamo quanto curano. Ah, se ci becchiamo pure un puntazzo. Che non è male. Va bene. Lozzi, dici la verità. Il Blue Mountain. 2 curiosità sul caffè, così giusto per... Aspetta. Leggilo. Le Blue Mountains della Giamaica, con il loro clima unico e il suolo vulcanico, sono l'ideale per la coltivazione di questo caffè. Raccolto in piccole quantità e sottoposto a controlli rigorosissimi, il risultato è un caffè di alta qualità e dall'aroma pieno. Momento Piero Angela. Però ha detto che è blando. Ma vaffanculo. No, sì, però è il primo che facciamo, porcaccia la miseria. Vabbè, comunque abbiamo preso un punto amicizia con lui, va bene.
Io ricordo sempre che noi abbiamo difeso uno stupro, però va bene. Siamo i Sì, però cattivi. siamo qua da una settimana e mezza. Vabbè, va bene, va bene. Allora, noi intanto impariamo a fare il caffè. Ci fai vedere il menu almeno? Va direttamente a lei. Allora, inizio settimana, Sì. Tokyo si sveglia, Ah, noi andiamo a sì. scuola, riusciamo anche a leggere qualcosa, ottimo. Dobbiamo iniziare questo. Sì, Caffè fatto così l'avete provato, Dozzi? Con la così macchinetta? sì, qualcosa con la macchinetta l'ho preso e era buono. Allora, la tua conoscenza deve essere almeno di livello diligente per leggere la letteratura classica. Siamo dei cazzo di somari, non possiamo... no. E allora niente. E non posso leggere. Vuoi provare a rileggere? No. Tipo Francesco, vuoi... No. 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 Allora, appena possiamo andare in città, dobbiamo comprare almeno un paio di libri e ce li mettiamo in metropolitana. Ah, quiz televisivi? Le 16 domande. Ok. Vabbè, e chi vuole essere mio? Sì, sì. Ok, quindi forse... Ok, possiamo comunque andare al cinema. È un segreto. Un segreto. Il nostro... È un segreto. Sei un tipo di spionaggio. Un segreto. Ora dobbiamo pensare a Kamoshita. Noi la lettera ha detto Ryuji, ragazzi, me lo vedo io, faccio tutto io. Non veniamo il camper line. Ah, le ha proprio affisse su tutta la scuola, vabbè. Dato ha formato delle parole, ma non riesco come li ha posizionati. Il gran bastardo della lussuria. Sappiamo bene quanto fai schifo e che hai riversato i tuoi desideri distorti su degli studenti inermi. Ecco perché abbiamo deciso di rubarti quei desideri e di farti confessare i tuoi peccati. Questo accadrà domani. Ci auguriamo che tu sia pronto. Firmato i ladri fantasma di cuori. Vabbè, ladri fantasma di cuori. Un po' bruttino così. Ryuji, non esagera, però va bene. Quindi mo dobbiamo aspettare il bell'uomo che passi e li veda. Kamoshida è un pezzo di merda, ragazzi. Ragazzi, un attimo, un attimo. Eccolo qua, è arrivato. Un uomo chiamato Cavallo. Diventato tipo Hulk, si sono allontanati tutti. Sì, professore, che c'è, professore? Di che sta parlando? Professore, siamo qua per i fatti nostri, stiamo parlando, c'è il re, stiamo parlando di cose nostre così. Sì, va Non bene. sappiamo a cosa si riferisce questo. Dico da di... Oh, c'è qualcosa, aspetta. Guarda, mo ti pisciamo. Non tirare fuori le mutande, per piacere. E adesso è al 100%. È allertato. E mo' è allertato. Va bene, Kamoshida, Non va ti bene. preoccupare, bro. Stiamo venendo a prenderti. Sì, perché dura un giorno. Quindi ora o mai più. Il gioco però ti avverte, se mandi la lettera, sì, dobbiamo fare. Allora. Ora potete entrare nel palazzo e rubare il tesoro. Benissimo. Un po' di equipaggiamento ce l'abbiamo. Io direi, giusto di fare un passaggio da nasello. Vedere al limite qualche persona, qualcosa pure un attimo. Salve. Salve.
Poi ce ne sono anche per voi, perché non ci siamo dimenticati che ci sono le challenge, quindi A livello 10, secondo me, con dopo calma, fight la non possiamo vi fare. preoccupate. Allora, intanto registriamo tutti quelli che abbiamo fino ad ora. Poi, se volessimo creare qualcosa, dovremmo fare lo slime, ma né, no, più che altro ci conviene. Evochiamo qualcosa da quelli registrati. Silky cosa c'ha? Ufodia. Siamo lui per sicurezza. Ok. Allora, a questo punto, ragazzi, fateci uscire un attimo. A questo punto ci possiamo teletrasportare. Innanzitutto facciamo prima un attimo un salvataggio qui, che non si può mai sapere. Poi ci teletrasportiamo alla sala del trono. E adesso siamo qui. Ok, andiamo a prendere il tesoro. Eccolo. Eccolo qua. È apparso. Allora. Vabbè, Morgana ha perso la testa. A posto. Non è erba gatta, Morgana. È un tesoro. Poi Morgana dice che non è un gatto e continua a fare mia. Vabbè. Mi piacciono i tesori. Beh, attratta dai desideri umani, Morgana. Non potrebbe darsi? Eccola. Yuji, non si dicono queste cose quando fai una missione segreta. Ok, forza. Certo, Morgana ti è andata di culo comunque. Ok, abbiamo anche un aumento con Morgana. Nuovo rango. No. No, schiacciatone! Eccolo, è lui! No, No, chiudi là per che piacere. schifo. Chiudi là, capocita. Capocita. Chiudi là. Non potevamo farlo anche noi. Spedizione. Ma lui è il capo. Lui può tutto. Come una battona. Sì, certo, Dai, dai. certo. Certo. Come fa ad essere un malinteso, signor Kamoshida? No, no.
Forse alle donne piace e hanno fascino del suo perizoma rosa. Potrebbe essere quello. Anche però Potrebbe essere questo che quello. dice è vero. Genitori che vogliono È vero. ragazzi che vogliono raggiungere il successo e si stanno. Abbiamo detto prima, nella scuola lo sapevano l'80-90% delle persone, tra cui anche insegnanti e genitori degli alunni molestati, ma nessuno faceva un beniamato cazzo di niente. あんたにいいようにされて死んじゃおうとか Quasi tutti. ほんとバカ。それに気づいてあげられなかった私はもっとバカ。けどどんなバカでもね、生きてくことにあんたの許しなんか Kamoshida, non è che tu vieni e fai cose. Ehi, lo di casa la mamma. Sì, sì. Bravo, bravo Kamoshida. Ma stai zitto, defice. Ma stai zitto. お前は人間なんかじゃない。 Sì, ゲスの è vero. に取りつかれた Sei proprio un malato. 悪魔よ。 No, Kamoshida. Soka lo dice a tua sorella. Ha detto Ha Soka. detto a te. Ha detto Soka, ha detto. No, c'è un problema. C'è un problema anche grosso. Reagan, adesso cominciamo. Ecco, allora. Salve. Sì. Facciamola finita. Vai. Sì. Tu, secondo me, sei il boss. Secondo... Dici? Lo direi così, eh. Ci sono delle vigliacche a testa sotto nella coppa. Ok. Coppa vigliacca. お宝あそこだ。 Eh. ついて取ってやろうぜ。 Ok, dobbiamo provare a toglierlo dagli testa, però c'è un problema. Capito? Ragazzi, momento. Allora, salve Kamoshida. Asmodeus si chiama. Sì, Suguro Suguro Kamoshida. Kamoshida, versione Asmodee. Sì, che è un... come si dice? È un... Allora, un noi- demone maggiore degli inferi. Mi pare pure nella... Continuiamo con lui a questo punto perché è quello più forte. Io direi, iniziamo ad aumentare lui. Andiamo a vedere pure se è debole a qualcosa. Anche sì. Faccio un giretto, ma... Almeno non è resistente, quindi il fuoco lo possiamo usare. È stato- Inauguriamo testata a questo punto. E testata comunque li fa. Li fa. Non c'hai altri bersagli che puoi agganciare, solo il petto? No. Suka. Beh, infatti che dà gli ordini, non è lui che attacca, lui dà gli Noi ordini al agli momento schiavi. possiamo solo attaccare lui. Come proiettili pure voi. Non conviene ancora al momento. Ti faccio capire subito che i boss, soprattutto nella serie Persona, hanno delle fasi, quindi conviene sempre prima attaccarlo un pochino in maniera normale e vedere quanti danni gli facciamo, ma soprattutto se non attiva qualcosa di particolare all'improvviso. Allora, iniziamo a fare un po' di cura. Oh, Che schifo. no, questo è un male, cura 3000, quindi lui si fulla. Quindi noi potremmo continuare ad attaccarlo in eterno, ma lui Quindi fai qualcosa che tornerà ad possiamo fare. andare su. Ehi, Merdine sarà... 服だとあの中のやつ食ったからか。 cose, bravo. ならトロフィーからぶっ壊した Purtroppo è così, mamma mia. Poi sono figli da fuoco. Quella coppa deve andare giù. Allora, quindi concentriamoci qua e vediamo di togliere questo problema da mezzo. Allora, Fulmine, una coppa di ferro. al momento proviamo così. Comunque si fa male. Ehi, Cazzato Kamoshida. no, no, non lo faccio più, non lo faccio più. やめろって Tranquillo, 言われると逆にや tranquillo. Allora. Ok, tu. Un bel 98. A
te conviene farla una curetta per sicurezza. No, il Grodol. No, che stai a fa? No, che attacco aumentato? No, che come uscita? Che cos'è? Allora, visto che lui ha aumentato l'attacco, noi ci aumentiamo la difesa. E ricordiamo sempre che se ci butta il nostro giù è game over a prescindere. Sì. Un bel po' di danno. Ok, attacco. Ah, aspetta. Ehi! Culo a soreta. Mai, Tua sorella. Sì. Allora. Dokkan, Joker. Ci stiamo un attimo tranquilli. Tu vai giù. E tu così non rompi i coglioni su una cosa. Ok. Si è rotto. Capita. A questo punto Kamoshida, non sei un cazzo di nessuno. Sì. Quindi? Credo... Ci penserò dopo, dopo ci pensiamo. Dopo. Ci vorrebbe un pernacchio, però. Esatto. Va bene, Kamoshida. 人のこと見下してるくせによ。今のお前すげえだぜ。わざわざ取りに来てやってんの。さっさと渡してくれる？まだそんなこと言う元気があるのかよ。ならこっちも本気でやってやる。 E a questo punto ti becchi le botte. E comunque sono 166 in regalo che non fanno male. No, che usa l'artiglieria? Kamoshida, fermati. Che vuoi portare, Kamoshida? Ok. Ho paura a sapere il nome. Colpo mortale. Beh, bello, facile e veloce. No, proprio non fai perché non resterete vivi. Colpo mortale. Ah, lui vuole fare il colpo mortale. Ah, vuole il pallone, È giustamente. il mio pallone. Pallone mortale. Eccolo qua. No. E giustamente lui è un sottoposto, Però mi dispiace sempre. sottomesso, quindi... Vabbè, ragazzi. Apriamo un attimo. Vedi, per fortuna che c'è Morgana. Allora, Ma lui non è targettabile? No. lui no, quindi noi Non può farlo di mazzare. al momento ci conviene fare un bel giretto di cure. E siamo tutti un pochettino a bisonzolo. Bitonto. Allora, ci aumentiamo l'attacco a Joker. Stiamo a fargli un pochino di male. Ah, la schiacciata olimpica. La schiacciata olimpica fa male. Ci dovevamo difendere. mi Sì, sa. sì. Sì, No, sì. Non era previsto. E sei entrato, ci hai fatti fuori. Una cazzo di fa. No. No, poveri.
Ma Mohanna può parlare? No, Non parla più nessuno, sono tutti andati giù. Porca la miseria. Sì, Raga, certo. ehi, Sì, ehi, sì, ehi. sì. Ah no, ok, si è ripresa un attimo. Boh. パンさん落ち着くんだ。あれは本物じゃないぞ。そうだよね。でもこんなのって。 C'è solo Joker, però. Ma- Ragazzi, da dove state parlando? No, si sono messi dietro, sono Sì. appoggiati sanguinanti, però stanno parlando. Tutto a posto. No, grazie. No, grazie. O forse dovremmo sbarazzarci della seduta cognitiva in modo da non fargli più arrivare la palla. Se no solo la seduta cognitiva non le facciamo niente. Quindi どうする？ allora, concentratevi. A Sì, chi ma siamo da soli? Morgan, tu te ne sei scappato là dietro. Loro stanno a come terra. cazzo facciamo? Vabbè, io lancio il segnale, poi vediamo che succede. Vabbè. Niente, non succede niente, siamo fottuti. Ci dovevamo difendere. Sì, allora, noi iniziamo a vedere un attimo. Grazie. No, ma perché No! l'altro è Ma, troppo- ma perché? Ma perché tu godi momenti del genere, Ma Francesco? pure tu, Francesco. Ma perché da te non ce l'aspettavamo questo? Allora, noi 2 perline ce le abbiamo. Allora, Sì. Il problema è che se ti dà un... aspetta, Vai, hai ragione. allora, iniziamo a fare così. Morgan, esci dalla dietro. Tanto è persa, quindi a questo punto qua. Tanto comunque non ce la facciamo a ripartire, rifare tutto il primo blocco, quindi possiamo solo sperare di qua. Dopo a chi tocca a lui. Sì. Allora, noi iniziamo a fare così e mettiamo una cosa in sicurezza. E fino a qua ci siamo. Yavi che nero. Dici? No, Yavi che... Bel po' nero. No. No. Questo è quello d'amore. Mi ha dato un sacco di amore gli ha dato. Troppo amore, troppo. Quindi allora dobbiamo... Posso solo vedere così, allora aspetta. Ti butto giù. Ti rifaccio male, ma tanto tu te ne sbatti proprio. Lui lecca nel frattempo e si aumenta l'attacco. Attacco aumentato. Tutto bene, signor Francesco? Allora, dopo tocca a te. Aspetta però, ma aspetta. Glielo fai adesso, figlio di buona madre. Kamoshida sono io quando mando meme in DM a Gianmarco. Ma non... Ah, hai quell'espressione. C'è un problema, Francesco, allora, amico mio. Cioè, mi dispiace. Non è vero. L'unica cosa è la perlina. No. Sì, la perlina prima l'abbiamo trovata, No, però non è sarebbe questa. troppo. Non è questa qua. Massimo posso fare così. Deve resistere un attacco per fare un attimo un piano. Ci godo, ma non è necessario, Francesco. Allora, deve sopravvivere adesso. No, il problema si è risolto da solo. Comunque, Il problema si è risolto da solo. Va bene, allora, Kamoshida per questa sera sopravvive. non è caduto. Sopravvive. Va bene. Come vi abbiamo detto l'altra volta, basta un piccolo errore. Piccolissimo errore. Forchetta nel petto così magari... No, ma non mi sembra il caso. Noi Non ci mi sembra il abbiamo caso, questa Francesco. buonanotte. Mi dispiace, ti ho ammazzato. No, con tante cose mettersi Vabbè. sembra un pochino troppo. Allora, stasera ha vinto Kamoshida. Abbiamo vinto tante battaglie, tante ne dovremmo vincere durante Sì. il gioco. Questa sera ne usciremo un attimino sconfitti. Quindi mo adesso vediamo un pochettino domani come si mette la settimana e come ci possiamo organizzare. Quindi comunque o domani o dopodomani Persona 5 ritorna e Kamoshida gli rompiamo un attimo il culo una volta e per tutte.
programma. Quindi nel frattempo ragazzi, buonanotte a tutti, buon inizio di settimana e ci vediamo domani sera. Buonanotte. Buonanotte.